Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e oggi ci troviamo a Cerea, nella Bassa Veronese, nell'area Exp, in occasione della edizione Vini Veri, che è arrivata alla sua 14ª edizione. Vini Veri perché gli altri sono falsi? No, è che loro ovviamente vantano il fatto che non ci sono additivi né fosfati, cioè proprio così, al naturale, come l'uva vuole. Prendi l'uva, la piegi e viene fuori il vino, naturale, senza additivi, senza niente. E a tal proposito non potevo mancare anch'io nell'assaggiare, come fanno tutti quanti, qua sono tutti intenditori, fanno così col naso, ma adesso andiamo con la bocca. Questo è un ottimo Pinot, ve lo consiglio, se ne volete sapere di più segui il servizio. Allora, siamo qui a Cerea, un'occasione di Vini Veri che è arrivata alla sua 14ª edizione, insieme a me c'è il presidente del consorzio Vini Veri, Giampiero Bea, buongiorno. Buongiorno. E complimenti perché questa iniziativa non è solamente conosciuta in Italia ma anche all'estero. Beh sì, sicuramente più all'estero che in Italia. Noi, gran parte di noi siamo presenti all'estero per una buona percentuale, sicuramente sopra il 50%, alcuni anche fino all'80-85%. Comunque è un'idea di realizzare una vetrina per portare nel bicchiere quella materia che nasce nella vigna senza nessuna aggiunta, senza nessuna esclusione. Non togliamo la buccia, non togliamo il vinacciolo e non aggiungiamo nessun'altra sostanza enologica. Allora, in un periodo in cui va di moda, diciamo, il risparmio, invece questa è una controtendenza importante perché una delle nostre eccellenze più conosciute al mondo, ovvero il vino, può essere bevuto in maniera naturale. Certo che è possibile, anzi per noi sembra scontato portare nel bicchiere, nelle nostre mense, qualcosa che sia sano dal punto di vista, cioè non ci siano contaminazioni da parte della chimica di sintesi e che comunque sfrutti tutto quell'equilibrio che la natura ha pensato, ha messo in armonia, senza correre il rischio di esagerare in questa o in quella aggiunta che potrebbe comunque essere solo frutto di un buon progetto ma dell'uomo. Bene, io la ringrazio e buon divertimento. Grazie a voi, grazie per l'attenzione. Vini Veri. Sì, vini veri, Cosa c'è rispetto a quelli falsi? Qual è la differenza? che cercano di non mettere nulla, di non sofisticare il vino con solforosa o lieviti selezionati. Tutto quindi doverosamente naturale, giusto? Dovrebbe essere così. Si sente la differenza? Abbastanza, sì. Ma dopo quanti bicchieri si sente la differenza? Già da subito, cerchiamo infatti di non bere tanto. Un goccio per giusto assaggiare. Sì, ma la maggior parte lo sputiamo. Esatto. Ma da dove venite voi? Milano. Milano, quindi fammi un bel saluto milanese. Ciao. Siamo insieme a questo signore che stanno usando l'odore rimasto del vino, immagino. Certo, Quindi questo ha una valenza importante poi per definire il tutto. è fondamentale perché il profumo è ciò che rimane assolutamente dentro nel cuore e nell'anima di un vino naturale, di una bellissima manifestazione come questa. Esatto, sono gli amici che ridono, ma questo, sa un sacco di roba questo signore qui, Allora, già che vedo che è molto appropriato nell'argomento, ci dia l'identità di un vino vero. Un vino vero deve prima colpire il cuore e poi salire nel cervello e restare in bocca. Questo è il vino vero, per sempre. Direi che oltre a un grande, diciamo, degustatore, sommelier, aggiungerei, è anche un ottimo poeta. La ringrazio. Comunque no, il vino vero deve avere un sapore, come dire, genuino, assolutamente non sapere degli odori e rimanere in bocca per lungo tempo. Bene, grazie e buon proseguo. Allora, siamo insieme a una produttrice di vino, come si chiama? Maria Chiara, Di che cantina? Simonetti Carla, Podere Trinci. Allora, la differenza tra un vino classico e un vino vero? Sta nelle mani del produttore e nella fortuna della terra. Dipende tutto da quello che riesci a raccogliere dalla terra, da come ti accosti alla terra e a prendere il frutto che ti dà. Ma anche il procedimento deve essere estremamente naturale, Sì, per cui... il procedimento è molto naturale, noi in genere lavoriamo solo l'uva e quindi nella bottiglia troviamo l'uva, però appunto il lavoro principale lo facciamo nel campo, nella vigna, a monte. Ma sì. viene pigiato con i piedi o no? Dipende Adesso dalle siamo un po' annate. A me obsoleto. è successo nel 2014 per esempio di pigiare una parte dell'uva a piedi in un tino, però in genere io nel mio piccolo io faccio solo
pochissime bottiglie, 1 ettaro di vigneto, quindi una produzione molto piccolina. Quante bottiglie? 1.500-2.000 bottiglie. Quindi sono molto ricercate, immagino, queste bottiglie. Non si sa. O le bevete tutte voi, no? No, un po' le beviamo, un po' le regaliamo, qualcuna la vendiamo, insomma c'è un po' Però lei ci può garantire che nessun cinese potrà mai fare il suo vino? Questo non si può mai sapere, dipende da quella terra che ha lui là, dipende solo da quello. Va bene, grazie. Grazie a voi. E buon ritorno a casa. Siete di? Noi siamo dell'Alta Maremma Toscana, Castagneto Carducci, ma il territorio vitivinicolo è Bolgheri, quindi io lavoro in questo modo come noi che siamo qui a questa rassegna, con un'attenzione particolare all'autenticità del territorio e al procedimento genuino dell'agricoltura e della vinificazione a Bolgheri, dove invece molti lavorano in maniera diversa. Certo. E quindi sono un bolgherese autentico in maniera diversa dagli altri. Viva il vino vero! Viva! Ciao! Il cambiamento è bellezza, il cambiamento è responsabilità, il cambiamento è prospettiva. Dai valore alla tua vita, illumina le tue idee. Ailis, soluzione LED per tutte le tue esigenze. Amarostica, agenzia Ameria Viaggi. In fatto di viaggi siamo specializzati nel realizzare ogni vostro sogno, in qualsiasi meta esso sia. Viaggi di gruppo, di nozze o per lavoro. Amarostica, officina CL Auto di Crivellato Luca. Da oltre 20 anni offre servizi di meccanico multimarca, elettrauto, gommista, ricarica clima, diagnosi computerizzate, assetti ruote e siamo centro revisione autorizzato. Dal 2011 a Cassola, centro commerciale Cosma Center, 7000 metri quadri dove puoi trovare le migliori marche in articoli per la casa, giochi, articoli da regalo, arredamento interno. Inoltre ti offre un reparto di 3500 metri quadri tutto dedicato all'arredo esterno, dove puoi trovare un vasto assortimento nell'arredo giardino, piscine, gazebo, mobili, accessori e tutto per il campeggio. La qualità a un prezzo unico. A Jesolo, dal 1998, Air Fashion, esperta in trattamenti specifici per l'infoltimento, colorazione vegana e lisciatura, o lisciocina, epilazione integrale, massaggi rilassanti, anticellulite e operatrice olistica Reiki. A 9, dal 1986, Ideal Pack Imballaggi, attrezzata per fornire ogni tipo di imballaggio, in formati diversi, scatole in cartone ondulato, americana e fustellate, standard e su misura, fornitura accessori per imballaggio. A Jesolo, Jesoltex, tende da sole, coperture fissi e mobili, tende d'arredo, veri e propri complementi d'arredo funzionali, tende tecniche con soluzioni di design per uffici, negozi, hotel. Luisetto Cantieri è un'impresa edile specializzata nella ristrutturazione e finitura di immobili, abitazioni private, edifici industriali e commerciali. Un partner ad alto valore aggiunto sono la scelta e l'utilizzo convinti del metodo Global Service. Luisetto Industry, il partner dell'industria nel campo delle pavimentazioni, con specifiche ed elevati standard di igiene e sicurezza, a norme giuridiche, pavimentazioni, rivestimenti in clinker, antiacido, pozzetti, canalette in acciaio inox, standard igienici e di sicurezza. A Jesolo, Poliambulatorio Maremis offre un servizio sanitario altamente qualificato, punti prelievi, interventi di chirurgia ambulatoriale, visite mediche specialistiche, medicina estetica, ecografie, fisioterapia. Amarostica, Meccanica De Agnoi SRL. I fratelli Serge e Nereo dal 1990 progettano e realizzano stampi per stampaggio di particolari tecnici in plastica, bicomponenti e per pressofusione, tutti di piccole e medie dimensioni, con elevate caratteristiche di qualità. A Jesolo, MG Biscotteria Veneziana SRL, ampia scelta di dolci e biscotti tipici veneziani artigianali, prodotti da Carmelina Palmisano, con utilizzo di soli ingredienti di prima scelta, distribuiti in Italia e all'estero. Hai bisogno di ristrutturare casa? Ad Arzignano, Mondial Plus Infissi, produzione propria di serramenti in PVC, portoncini d'ingresso, cassonetti avvolgibili, scuri in alluminio. Approfittate delle detrazioni fiscali. A San Bonifacio, Serramenti Design. Con un laboratorio di 1000 metri quadri costruiamo serramenti in maniera artigianale, nel minor tempo e di qualità. Vieni a visitare il nostro showroom a San Bonifacio e Vicenza. Solida Costruzioni. Costruisce e restaura la tua casa. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione. Solida Costruzioni. Per solide abitazioni di qualità.
Acerea TS Meccanica Speciale, con apparecchiatura all'avanguardia per lavorazioni per conto terzi a controllo numerico di qualsiasi materiale, dal ferro inox alla piastra, offrendo progettazione e realizzazione.